È sempre un momento che pur essendo rodato con Treviso in Rosa, con la Corro con te, con l'Advar eccetera, siamo partiti un attimo in ritardo con le iscrizioni perché la data era stata decisa da tempo, però abbiamo dovuto aspettare la data delle elezioni regionali, quindi siamo, ripeto, partiti un attimo dopo, però siamo attualmente a circa 900 iscritti, quindi noi contiamo di sorpassare i 1000 e niente, quindi di essere assolutamente presenti in città, e sono particolarmente contento di questa opzione perché Treviso Atletica, oltre ad avere i ragazzi che corrono molto forte in pista, noi siamo la prima società in provincia, la terza in Veneto e la 20ª in Italia, anche essere impegnato a livello sociale dando un contributo forte a delle cose come Treviso in Rosa, come l'Advar e come adesso con la Polizia di Stato per la violenza sulle donne, mi riempie di orgoglio. È lavoro, ma è straordinariamente importante, e per noi che rappresentiamo la gioventù che cresce è sicuramente uno stimolo fortissimo.